Piazza in blu, a cura di Chiara Placenti. Ancora insieme per la piazza versione bugiardino questa mattina, e questa volta bugiardino ci sta anche proprio bene come termine, perché siamo proprio in ambito medico di prescrizione. Cosa è successo? Se siete veneti già lo sapete, perché proprio tutti lì andiamo in Veneto, perché qui dal 1° aprile anche le prescrizioni di esami e visite specialistiche diventano digitali, quindi via la ricetta rossa. E come al solito tutti i cambiamenti, soprattutto di cose a cui siamo abituati da anni e anni, non sono sempre facilissimi. Quindi Veneto un po' apripista, Veneto osservatore speciale anche per capire come vanno le cose, e i cittadini del Veneto sono stati, diciamo così, preparati grazie a una campagna di comunicazione dal titolo Cambia il colore, aumenta il valore, un'iniziativa coordinata da Arsenal.it. E proprio al telefono con noi c'è adesso Claudio Dario, che è presidente di Arsenal.it, nonché direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova. Dario, buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno ai radioascoltatori. Allora, oggi siamo al 7 aprile, ci sono state le vacanze di mezzo, quindi forse è ancora presto per capire un po' come stanno reagendo i cittadini veneti. Ma insomma, in che cosa consiste questa? Sparisce completamente? Che cos'è che mi resta in mano? Ma allora, guardi, dal punto di vista pratico cambia relativamente poco, cambia appunto il colore del foglio che viene dato al paziente e quindi lui si potrà comportare esattamente come prima. In realtà cambia la sostanza delle modalità di comunicazione tra i vari attori del servizio sanitario, nel senso che le informazioni del paziente e di quella prestazione girano in rete e quindi la ricetta rossa che prima identificava il paziente e la prestazione diventa un foglio bianco in cui c'è un codice che richiama la prestazione che è già sul sistema, esattamente come avviene ormai per i biglietti del treno piuttosto che per i biglietti dell'aereo. Quindi in pratica mi darà il medico un cedolino bianco, in foglio bianco, che è più una sorta di promemoria per me. Sì, esatto, promemoria per lei, e contiene questo codice che consente alle persone, agli sportelli di qualsiasi struttura sanitaria veneta, pubblica o privata, di recuperare tutte le informazioni relative alla prestazione di cui lei ha bisogno. E questo perché viene fatto? Che cosa, al di là di quello che ci ha detto, no? Che è utile sicuramente anche per avere una visione completa, poi informatizzata della storia clinica del paziente, sicuramente prevede anche una riduzione di costi? Ma allora gli aspetti sono molteplici. Sicuramente andiamo alla possibilità di costruire il fascicolo sanitario elettronico, cioè la documentazione del paziente, per cui il paziente a seconda della struttura con cui viene in contatto riesce ad avere le informazioni là dove servono, assieme al medico, ai sanitari che lo stanno curando, rispetto a prima che sul supporto cartaceo questo non era possibile. Dall'altra, dal punto di vista organizzativo, si riducono notevolmente i costi, per esempio il personale agli sportelli, la velocità delle registrazioni delle prestazioni, le informazioni che possono girare da una struttura all'altra senza che sia il paziente a portarle. Quindi tutta una serie di agevolazioni e non ultimo il tempo dei pazienti, dei cittadini alla prenotazione, perché si riduce un po' come lo sportello Telepass rispetto allo sportello cash delle Bello, come esempio rende molto bene l'idea. Allora, se avete delle domande velocissime, 347 23 94 152 l'SMS, se invece volete intervenire direttamente 800 366 760. Vale, quindi non so se Valentino o Valentina o Valerio o Valeria, non lo so, ci scrive: ma lo fanno per toglierci il ticket? No, tutto quello che riguarda esenzioni resta tale quale, giusto? Sì, resta tutto esattamente come prima, al punto che per il paziente, a parte in questa fase il colore del promemoria del foglietto che gli viene dato in mano, non cambia niente. In futuro potrà esibire lo stesso codice sul telefono, sull'iPad, o esattamente come viene fatto ormai per gli aerei e per i treni.
Allora, Franco ci chiede, ho capito solo il Veneto? Sì, al momento solo il Veneto, ce lo conferma, vero Dario? No, allora, la Sicilia è già, siamo agli opposti dell'Italia dal punto di vista geografico, ma la Sicilia è già partita e è arrivata oltre, da quello che mi risulta, il 70%. Altre regioni stanno partendo in questi mesi, in queste settimane. Noi siamo riusciti a fare il cosiddetto switch off, cioè passare dall'uno all'altro sistema in pochissimo tempo, tant'è che appunto nei primi 3 giorni già il 20% dei medici prescrivono in questo modo. Verosimilmente a fine settimana arriveremo al 70% dei nostri medici in medicina generale. Beh, ottimo, come tempistica la tabella di marcia è molto intensa. Ci chiedono giustamente gli ascoltatori che poi chiamano da altre regioni, ci stanno ascoltando da altre regioni, per esempio Francesca era un altro il messaggio di prima, e quando arriverà nel Lazio? Ora, al di là delle singole regioni non le chiedo di fare il datario per tutti, ma più o meno l'entrata a regime per tutta l'Italia quando ci sarà, secondo lei? Ma allora, era stata data una scadenza al 1° aprile di quest'anno dalla normativa nazionale, che recentemente nel decreto mille proroghe è stato prorogato al 1° aprile dell'anno prossimo. Quindi diciamo che il termine ultimo per cui le regioni, tutte le regioni dovranno adeguarsi a questo sistema è 1° aprile dell'anno prossimo. In realtà molte regioni stanno già lavorando e stanno progredendo. Bene, allora un'altra domanda, veramente quando si parla, vede, queste cose stimolano, no, le preoccupazioni da parte di tutti, quindi io vi invito, continuate, approfittate dei pochi minuti che abbiamo ancora con Claudio Dario, presidente di Arsenal.it, nonché direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova. 347 23 94 152, se avete domande che invece volete fare a voce, 800 366 760. E ci chiedono, ma se devo spostare il giorno della visita? Ma nessun problema, avviene esattamente come prima. I nostri centri unici di prenotazione, sempre con quel codice, sono in grado di procedere al cambiamento. Da questo punto di vista non cambia niente, anzi non cambia la possibilità, si riduce il disagio per il paziente che avrebbe dovuto tornare con la ricetta rossa per cambiare la data. E poi ora do lettura anche dei messaggi catastrofisti. Mi piace perché vi divertite proprio a metterci in difficoltà. Ci chiedono, e non è firmato, vorrei più coraggio da parte degli ascoltatori. E se salta internet? Mi dica. Ma allora, il promemoria bianco ha proprio questo significato. Se salta internet si ritorna, si possono utilizzare i dati del promemoria bianco per introdurre i dati manualmente. Quindi proprio il fatto che non è che sparisce completamente il supporto cartaceo, il fogliolino, in un modo o nell'altro sono tutelata, giusto? Sì, quindi certo, la mia visita la faccio regolarmente. Assolutamente, soprattutto in questa fase di avvio del sistema ci siamo ben guardati da mettere a rischio i pazienti, i cittadini. Tenga presente che stiamo parlando per il Veneto, solo per il Veneto, di 20 milioni di prestazioni l'anno, quindi bisogna essere sempre molto cauti in questi percorsi. E poi qua ci dà modo questa domanda che ci fa Rosalinda di parlare anche di un discorso che in realtà è già a regime, perché ci chiede, ma anche il foglio di malattia, ma quello è già, no, telematico, cioè certo, già segue un percorso diverso rispetto alla ricetta rossa. Non so, vogliamo ricordarlo per chi come Rosalinda forse non è mai stata malata in questi anni, ben per lei. Allora, se io sono malata, mi assento dal lavoro, cosa devo fare? Ma allora si va dal medico o nel caso pronto soccorso, viene compilato informaticamente il certificato che viene trasmesso direttamente per via informatica. Ovviamente c'è sempre la copia cartacea che può supportare in caso di problemi. Ecco, quello già da qualche anno, no? Che è attivo. Come è andato? Ha dato dei riscontri positivi, perché poi non si è tornati indietro, ci siamo adeguati in modo abbastanza tranquillo, direi, no? Sì, ma guardi, non c'è dubbio su questo, perché
Quando si parla di sanità si è sempre molto preoccupati, ma in altri ambiti, in altri contesti già utilizziamo quotidianamente questo tipo di sistemi e l'esempio sono appunto l'utilizzo dei treni, degli aerei, delle autostrade, cioè i sistemi sono ampiamente rodati e diffusi. Si tratta di applicarli anche nell'organizzazione sanitaria, ovviamente con delle accortezze in più in termini di sicurezza, come quella appunto del promemoria bianco, che comunque resta in mano al cittadino, al paziente. Il fatto è che tutte le novità che vanno a interrompere o comunque a variare il nostro quotidiano ci mettono un po' in crisi. Poi se si tratta di salute ancora di più, no? Scattano i 1000 campanelli e 1000 allarmi. Sì, certo, ma guardi che il problema più grosso che è stato da affrontare, è proprio la parte del collegamento, la collaborazione dei medici di medicina generale, dei pediatri, dei farmacisti, che devo dire nel Veneto è stata molto importante, tant'è che per le prescrizioni farmaceutiche siamo già al 99% dei medici e 100% delle farmacie che lo stanno utilizzando ormai da mesi e tutto procede in modo molto, molto rapido e efficace. Allora speriamo che anche le altre regioni seguano l'esempio del Veneto. Poi l'abbiamo detto, è entrata in vigore dal 1 aprile, forse ancora un po' presto, forse anche i nostri ascoltatori, perché nel Veneto siamo molto ascoltati, forse ancora non hanno nemmeno fatto in tempo, essendo solo il 7 aprile, ripeto, con le vacanze di Pasqua di mezzo, forse a sperimentare direttamente anche questa cosa. Sarebbe interessante capirlo, faremo anche noi un po' da osservatorio, va bene Dario? Sì, così certo, poi vi facciamo sapere. Ben volentieri verificare anche un po' a distanza, ma comunque per i cittadini veneti la massima tranquillità, perché non cambia apparentemente niente nella modalità operativa del rapporto col proprio medico di base. È il sistema che riesce a digitalizzare e a essere più performante e dare maggiori servizi ai cittadini.